Le condizioni da un punto di vista clinico attualmente sono stabili. È in reparto, certamente. In attesa di ulteriori sviluppi clinici, al momento il magistrato non ha ipotizzato reati né indagato nessuno sul caso della neonata di Chioggia, giunta sabato sera al pronto soccorso e trasportata lunedì pomeriggio con l'elisoccorso a Padova per l'aggravarsi delle sue condizioni. Sul caso è stato aperto un fascicolo e stanno indagando i carabinieri di Chioggia per capire quale sia l'origine dell'emorragia cerebrale. Hanno ricevuto l'incarico di interrogare la madre e i familiari per ricostruire cosa possa essere accaduto prima che la piccola di 5 mesi arrivasse al pronto soccorso clodiense accompagnata proprio da loro. Non aveva segni evidenti che potessero far pensare a una caduta, a un colpo accidentale o un gesto di violenza nei suoi confronti. Aveva febbre, convulsioni e vomito. I medici hanno cercato di stabilizzarla, ma poi, visto l'aggravarsi della situazione, hanno deciso di trasferirla a Padova. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri anche quella che la piccola possa essere stata sottoposta allo scuotimento anche involontario, ma che in un bambino così piccolo e delicato può portare gravi conseguenze, anche letali. La muscolatura del collo infatti è tenera e un gesto così potrebbe far sbattere ripetutamente il cervello contro la scatola cranica, causando danni gravissimi.